Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Come ogni anno arrivano in redazione segnalazioni che riguardano il mare sporco, lamentele di turisti e di cittadini. A Paola siamo nel Cosentino per le chiazze che in questi giorni sono comparse in acqua. Nonostante questo gli imprenditori, spesso giovani, che gestiscono le strutture estive non si arrendono e puntano su offerte e iniziative per attrarre i clienti. Vediamo Gianluca Pasqua. Che faccio? Mi tuffo o non mi tuffo? È il dilemma dell'estate per chi sceglie i lidi di diverse località del Tirreno alle prese con le solite chiazze. Questa è una spiaggia libera di Paola, con pochi ombrelloni e qualche bagnante che osserva rassegnato. Purtroppo continuiamo a soffrire l'inferno. Nessuno prende a cuore la cosa perché basterebbe interessarsene seriamente e costituire un comitato che parta almeno da Diamante fino ad Amantea, se non da Scalea addirittura da Amantea. Interessarsi attivamente, fare qualcosa di reale, perché solo parole fino adesso. Oggi è meglio di ieri, ci dicono, ma chissà domani come sarà. Eppure, fino a qualche anno fa, il mare, pur non essendo da bere, era comunque più invitante. Una volta c'era solo un castello, praticamente, che c'era tutta questa spiaggia lunga. Eravamo tutte ammucchiate là. Non c'era questa schifezza che c'è adesso. Nonostante tutto, i turisti, soprattutto nel weekend, affollano le tante strutture del lungomare. I giovani imprenditori fanno di tutto per attirare i clienti e fornire servizi e occasioni di relax, con buoni risultati. Nel weekend, sabato e domenica c'è il pianone, venerdì, già da venerdì si inizia a vedere un po' di gente, sarà che ancora siamo agli inizi, diciamo. Per ovviare al problema mare ho visto una piscina. Sì, infatti l'abbiamo installata appunto per questo problema, perché sappiamo che comunque come tutti gli anni c'è e penso ci sarà questo problema del mare. È un bel investimento, però dobbiamo darci da fare perché purtroppo i tempi sono questi. Altro lido e altre offerte. Qui si prende il sole, si mangia e si balla. La formula funziona e al secondo anno di esperienza la clientela è aumentata. Molto bene, perché comunque abbiamo abbastanza affluenza di clienti. Almeno non mi posso lamentare, non possiamo lamentarci per il momento. La ristorazione soprattutto, che abbiamo puntato lì, poi le animazioni, le feste venerdì, sabato e domenica, piscina, giochi per i bambini, tante altre cose. Sforzi encomiabili da parte di chi non si arrende, mentre le condizioni del mare sono attenzionate dalla Procura che sta effettuando i controlli sull'efficacia del sistema di depurazione.